scappo di casa e vado a lavorare in un circo e giro tutta la Sardegna. Sono venuto anche a Sant'Antioco, era bello sentire il vostro modo di parlare, il modo di parlare cagliaritano, nuorese, sassarese. Ho imparato tante cose, una vera università. E cosa ho imparato a Sant'Antioco? Conoscevo un certo Pinello Avellino, che lui lavorava al circo. Facciamo un applauso a Pinello, lo ricordiamo in questo momento. Ecco, Pinello anche lui lavorava al circo, girava la Sardegna e niente, intanto da Pinello imparo l'accento un po' del vostro dialetto. Le frasi più belle era come sentire in un citofono: chi è? Cenando? No, pranzando. Cioè, questo voi avete la doppia, che dove non c'è la doppia la mettete, dove ce ne sono due invece ne levate uno. Beh, è una cosa che gli altri se ne accorgono, voi no. Però è bello perché saper ridere anche delle nostre cose, del nostro accento sardo, di quello che diciamo. Una signora a Sant'Antioco con la carrozzina, un'altra signora gli dice: bellino il bambino, è suo? Sì, è mio. Quanti anni ha? Un anno, ma è sempre caghendi. Un bambino va a comprare un gelato. Mi dà un gelato? Mi dà un gelato? Che gelato vuoi? Vorrei la coppa del nonno. No, abbiamo il corno della mamma. Una signora, grazie, una signora a Rovaresi o Sigo, vai. Bambino, stai fermo con quella carta, perché l'hanno già lanciata 20 volte gli altri, 50 volte tu, boh. C'è una signora che va dal ginecologo, il marito gli chiede se è andata dal ginecologo, sempre qui a Sant'Antioco. Sei andata dal ginecologo? Sì, sono andata. E cosa ti ha detto? Ha detto che non ho problema alcuno. Era buon premio. A Iglesias, in ambulatorio, la signora Sanna. Sono malata. Il bambino suona il pianoforte, ha imparato tutto quanto, conosce anche la nonna di Beethoven. A comprare un gelato. Senta, che gelato avete? Abbiamo sfuso, non ce l'avete la coppa del nonno? No, abbiamo il corno della mamma.